Non è possibile aspettare il morto prima di prendere una decisione. Lo stallo in cui sembra essere finito il dibattito politico sul futuro delle grandi navi a Venezia tiene banco anche in Consiglio regionale. Bruno Pigozzo e Francesca Zottis del Partito Democratico hanno depositato un'interrogazione a risposta scritta che chiede un impegno concreto della Regione. Personalmente che soluzione vedrebbe bene lei? Ma la soluzione è quella di dire fermi tutti perché gli incidenti non si possono attribuire al maltempo, al destino cinico e baro, ci sono delle responsabilità da chiarire e in base a questo trovare la soluzione immediata di spostare le navi dal bacino di San Marco e dal canale della Giudecca perché il rischio più grande è lì. L'11 giugno il Consiglio regionale aveva approvato all'unanimità una mozione di Pigozzo e Zottis dal titolo Grandi navi a Venezia, chi non decide è complice dei danni alla città. Si chiedeva alla Giunta di far sentire la propria voce a Roma e di riconvocare il cosiddetto comitatone. Ritorniamo sempre sullo stesso discorso. Nel novembre del 2017 c'è stato un comitatone dove tutte le istituzioni si sono sedute al tavolo finalmente per trovare una soluzione. Quel comitatone ad oggi viene disatteso. Abbiamo rischiato qualche giorno fa un'altra tragedia. Io auspico che il ministro Toninelli convochi questo comitatone. Dalla Regione si chiede al Ministro di presentare in sede istituzionale la sua soluzione al problema. Toninelli peraltro non ha mai nascosto di voler portare le navi lontano da Venezia, a Lido o a Chioggia. Bisogna riuscire a capire se il Ministero delle Infrastrutture ha idee chiare, anzi se ha delle idee sinceramente, proprio perché Venezia ha un suo perché, cioè avere comunque un treno a alta velocità che si ferma in prossimità della partenza delle crociere, un aeroporto internazionale che appunto arriva vicino a questo punto di partenza, spostarla a Chioggia, a meno che non spostiamo un arrivo di alta velocità, non facciamo un'autostrada che arriva in centro a Chioggia, penso sia difficile da motivare e da sostenere come luogo per riuscire a far attraccare navi di questo tipo.